Devo dire che a stare qui in mezzo ci si sente veramente piccoli, è il sogno di chiunque abbia una minima aspirazione a far bene in cucina. Uno show cooking che è stato sicuramente uno dei momenti salienti di questa edizione, chef stellati provenienti da tutta Italia, amici suoi, che hanno dato sicuramente degli spunti importantissimi alla platea. Ma di sicuro oggi ancora più amici, perché veramente hanno lavorato molto bene. Sì, non sono siciliani, vengono da Rimini, vengono da Varese, chi ha origini pugliesi, hanno portato la loro cultura, la loro cucina, ci hanno dato veramente tanto anche oggi. Abbiamo aperto proprio con il primo che vi presento e poi a seguire magari intervisterete un po' tutti. Abbiamo aperto proprio lo show cooking di oggi con questi chef veramente grandi, il caffè in cucina, la melenzana in cucina, proprio con Raffaele Liuzzi. Avete insegnato Raffaele Liuzzi o avete intanto mostrato quello che è possibile fare con accostamenti che noi comuni mortali magari non immagineremmo nemmeno e che hanno poi dei risultati ovviamente strepitosi? Beh, questi piatti qua abbiamo preso spunto dalla storia siciliana, siamo venuti qua appunto con l'idea di fare contaminazione, le nostre idee, le idee dei nostri amici qua siciliani, i vostri prodotti che li amiamo anche se non viviamo in Sicilia, anche se viviamo a Rimini, però usiamo anche i vostri prodotti, dunque complimenti. Scopriamo tra l'altro, nonostante insomma il vostro livello, il vostro altissimo livello, che poi quando un territorio, penso siamo qui davanti, Melanzana Olivia è una novità, anche voi scoprite delle novità, le sperimentate e poi le proponete così come il vostro estro vi suggerisce. Ma secondo me sono dell'idea che quando si improvvisa esce la parte più italiana che abbiamo dentro noi italiani. E tutto quello che poi fai sicuramente lo riporti a casa con le esperienze che vedi in giro e migliori sempre, questo sicuramente. Quello che mi colpiva, ne parlavamo ieri proprio con Maurizio Urso, è che siamo abituati sicuramente a parlare di cucina regionale, poi ci insegnano che bisogna parlare di cucina provinciale. Dalle mie parti si parla di cucina casalinga, addirittura ogni portone ha le sue ricette, ogni nonna ha le sue tradizioni da tramandare. E da noi a Rimini la piada è diversa da casa a casa, quindi è molto più stretto il cerchio di quello che ha detto Maurizio, almeno secondo il mio punto di vista. Impegni come quelli che vi hanno visti protagonisti oggi qui a Siracusa, chiaramente per voi sono la routine. Però vi accorgete che c'è una platea anche di non addetti ai lavori sempre più attenta, sempre più desiderosa di arrivare almeno a 1 centimetro del livello a cui siete arrivati voi? Sì, in questo momento la cucina vive una magia con tutta questa televisione che non fa altro che mostrare questi talent show. Non so quanto sia positivo, però perlomeno c'è molta più informazione e quindi c'è più attenzione da parte del pubblico. Giudici cattivissimi anche che insomma ti fanno capire che non è per chiunque. La cucina assolutamente non è per tutti. Come qualsiasi diversa arte non è per tutti, è un qualche cosa che ci appartiene dalla nascita. Mi stanno facendo ridere, comunque sono stato benissimo, Siracusa è fantastica, grazie e buon proseguimento. Sicuramente. Vabbè, non manca anche il buon umore che è ingrediente fondamentale. Per chiudere questa carrellata di interventi, so che adesso è difficile chiudere dopo questo passaggio, però cosa rimane di un momento come questo? Rimane aver visto gli allievi delle scuole appassionati e attenti fino all'ultima dimostrazione dei piatti, ma non solo gli allievi. La cosa che mi fa piacere come presidente dell'associazione provinciale Cuochi Areto 6 che finalmente è nato un gruppo che segue e che è compatto per portare avanti l'enogastronomia siracusana e non un po' ai livelli che gli spetta. E questo è stato un primo appuntamento, a questo punto credo sia scontato che ne seguirà un secondo, un terzo e poi chissà. Stiamo già lavorando con Gaetano Bongiovanni ad un appuntamento un po' più corposo che abbracci un po' tutti e fare qualcosa ancora di più.